Auguri a tutte le mamme, ma non dimentichiamo anche le zie, perché era anche ore quando che la mamma ha da fare. Da Civetto, da Asia. Oggi veramente è partita delicatissima, come il Neutro Roberts, veramente una roba. Fra le varie immagini quella non mi sarebbe mai venuta. Volevo fare subito un appello. Sì. Chi avesse perso questo telefono qua sotto il mio studio, la smettesse di chiamarmi al mio nuovo numero. Grazie. Pronto col pronostico? Ragazzi, mi sosa tutto. Sono avanti un'ora e mezza più recupero. Qua che già scritto tutto. Risultato, eventuali marcatori, Sì. eventuali espulsi e anche il vincitore di una di queste splendide bottiglie, però quella firmata dai calciatori. Com'è andato il pranzo? Ma quando? Oggi? Sì. No, oggi non abbiamo fatto pranzo. Avrei detto che io avessi maiato, però. Vista l'ora. E comunque... È tornato il mago Reginaldo. Buonasera mago. Ciao, hai ancora i segni sulla faccia delle botte che hai preso? E il povero Frese era mancato come un pometto Lasarino. L'abbiamo notato. Era come se fosse andato sul Tagadà il venerdì di sera alle giostre a Portapaglio. Quindi detto questo, per spezzare le gambe in favore di Zanetti, No, è la lancia, che è le gambe, la lancia. volevo dire, avrai i suoi limiti, tutto quello che vuoi, ma ho visto veramente un allenatore fiero, Sì. Sì, di allenare una grande società gloriosa come l'Hellas Verona. Mi farebbe piacere vederlo con 3 attaccanti forti. Vedi. Perché bisogna anche dire che se hai davanti gente che non vede la porta, non vede la rete, non vede proprio neanche l'area di rigore, e fai fatica. E Mago Reginaldo ha indovinato il pronostico? Eccolo qua, Verona 1, Lecce 1, Kristovic e Baretta. A coppola, no, vabbè. Se non è zuppa è pan bagnato. Grazie.